Non siamo autorizzati a far entrare in stanza estranei. Se vuole ci vediamo là in fondo, nell'area comune. Da dove venite? Dal Madagascar. Tutte noi veniamo dal Madagascar. Siete in tre, vedo. No, in 4. L'altra è al lavoro. Ah, quanti siete qui? Della Somme. 5 là, 5 in quella, 5 per stanza. Posso vederla? Oh, sorry, come on. Sorry. Io posso dire, secondo me è sostenibile mettere una persona in una stanza da sola a vivere, con la cucina e così. Questo per me è sostenibile. In 4 in una stanza non è più sostenibile, secondo lei? Non lo so, è un argomento che ci prenderebbe, o perlomeno avrei bisogno di 20 minuti per risponderle. Del resto, quando paghi una scatoletta di tonno meno di €1, non puoi pensare che includa anche i costi di esigenze uguali alle nostre. Certo è che quando ci si impegna per la sostenibilità ambientale sarebbe bene considerare anche quella umana. Comunque apprezziamo il fatto che questa azienda ci ha aperto il suo stabilimento, mentre la multinazionale olandese Bolton, che ha rilevato il marchio Rio Mare, uno dei più venduti in Italia, ha preferito non dirci da dove proviene il contenuto della scatoletta che quasi tutti teniamo in casa per le sere in cui il frigo è vuoto. Avremmo voluto vedere dove viene sfilettato e come viene sfilettato questo tonno, perché a Cermenate si inscatola soltanto. Sarebbe anche preferibile che l'Unione Europea imponesse un'etichettatura trasparente, sarebbe utile a noi consumatori perché potremmo orientarci e decidere se in alternativa magari acquistare una scatola di lenticchie prodotta nei pressi e ugualmente proteica. Tutt'altra storia invece quando parliamo di pesce crudo. Altro tonno, altro mare, il nostro, fra breve dopo la pubblicità. C'è da chiedersi se il sushi avrebbe lo stesso successo se il consumatore sapesse che 9 volte su 10 non è autentico e che il pesce crudo, dietro forme e colori accattivanti, può portare con sé alcuni problemi sanitari. Quando in un paese emergente il reddito medio si avvicina ai $15.000 l'anno, quel paese comincia a diventare interessante per i produttori del tonno, perché a globalizzarsi non è solo l'industria, ma anche i gusti e gli appetiti. Abbiamo visto che quello in scatola viene dai tropici. Allora, quello che abbiamo da sempre nel nostro Mediterraneo, visto che forse una delle prime fabbriche di tonno al mondo sta in Sicilia ed ha chiuso 35 anni fa, dove va a finire? Giusto 35 anni fa i giapponesi, amanti del pesce crudo, hanno scoperto che gli piaceva quella specie di tonno rosso che in alcuni periodi dell'anno viene a riprodursi nel nostro mare, solo che poi la cucina giapponese ha cominciato ad essere esportata in tutto il mondo e adesso, per la prima volta, si parla del tonno rosso come specie al collasso. Ma il tonno ha preso piede da circa 7-8 anni. Ecco, no, perché mi sembra una roba recente. No, sì, 10 anni. 20 anni fa lo vendevo. Io lo vendevo e costava 2.000 lire al chilo, in via San Martino, si ricorda. E poi sono arrivati i giapponesi. Non aveva nessun valore, mi ricordo, ma che veramente, cioè venivano qua, cioè, lo dovevi regalare. Tonno da mangiare crudo. Ti piace? A me moltissimo, con sotto della valeriana e condita con olio, un pizzico di limone, sale e pepe. Sì, io sono un partito del pesce crudo. Quanti anni fa lo mangiava? Facciamo 15, via. Direi che sono almeno 7 anni da quando sono a Milano che mangio sushi. Io vengo a mangiare proprio per una filosofia che sposa proprio i miei ideali sul paese Giappone. Lei è un ristorante? Ristorante italiano toscano, ma i miei clienti quando vengono mi chiedono se io ho il tonno. È difficile. Da quando il tonno è entrato sul mercato, quindi circa 8-9 anni fa. Da quando c'è la moda? Sì. Fever in the morning, fever all through the night.
Nel giro di pochi anni i ristoranti giapponesi sono passati da poche decine in tutta Italia a migliaia. La concorrenza ha fatto abbassare i prezzi e reso accessibile a tutti il sushi, sostituendosi alla cucina orientale un tempo più diffusa, quella cinese. A proposito, che fine hanno fatto i ristoranti cinesi? Ma questo adesso non posso commentare io, perché è una cosa molto delicata. Però posso dire una parola? Talmente adesso qui a Roma ha 120 ristoranti giapponesi, usando il nome giapponese, ma soltanto veramente gestisce il giapponese, il proprietario giapponese, mio ristorante, c'è un altro ristorante, Locco. Solo 2 ristoranti. Giapponesi, vedi? Giapponesi. Tutto il resto? Tutto signori cinesi che ha imparato, non so, insomma, tutto un po' camuffato, come si dice, non so. C'è da chiedersi se il sushi avrebbe lo stesso successo se il consumatore sapesse che 9 volte su 10 non è autentico e che il pesce crudo, dietro forme e colori accattivanti, può portare con sé alcuni problemi sanitari, per esempio l'anisakis. Provoca l'anisakiasi, che è una malattia legata al consumo appunto di larve contenute nelle masse muscolari dei prodotti ittici. Già da 2 ore dal consumo possono insorgere i primi sintomi con esofagite per irritazione sulla mucosa gastrica diretta della larva che si annida a livello si attacca nella mucosa esofagea, e poi allo stomaco e all'intestino, fino a perforazioni intestinali e della parete gastrica con peritoniti. A seguito dell'esplosione della moda del sushi, le autorità sanitarie eseguono sempre più controlli nei ristoranti per verificare se vengono seguite le procedure per prevenire la trasmissione del parassita, che, tanto per cominciare, chi vende sushi non sempre conosce. Buongiorno, sono dell'ASL, sono il dottor Melandra, veterinario. Dobbiamo fare un sopralluogo, un controllo della vostra attività. Che cos'è l'anisakis? Sono anisakis, No. No. Questo non è bello, Che cos'è l'anisakis? È sempre qualcosa legato adesso mi viene da dire sì. È un parassita. L'anisakis è un battere. Un parassita. Vabbè, ti attacca, con parole lo stesso. Solo se si consuma pesce crudo. È proprio dimostrato che il congelamento uccide il parassita? Sì, dopo il congelamento per almeno 24 ore a meno 20 gradi, a 20 gradi sotto zero. Questo è sufficiente per garantire l'uccisione della larva. Quindi è necessario inserirlo per un giorno in un congelatore che scende rapidamente a meno 20 gradi. Per non incorrere in sanzioni, i ristoratori devono comprarlo. Se poi lo usano è tutta da vedere. In 2 ristoranti camuffati da giapponesi era vuoto e spento. Lo abbiamo invece trovato in funzione in tutti gli altri posti. Tonno rosso. Questo è tonno rosso? Rosso, sì, che stiamo facendo surgelati. Ok. 24 ore. La catena del freddo è fondamentale per il pesce crudo, ancor più se si considera che la gran parte è congelato, anche se spesso si pensa che crudo sia sinonimo di fresco. Il tonno, se mantenuto a temperature sbagliate, può produrre una sostanza pericolosa che si chiama istamina. Il tonno che è stato lavorato, quindi potenzialmente è stato contaminato, se non viaggia a temperature bassissime che inibiscono la moltiplicazione batterica si forma istamina. Adesso vediamo la temperatura. Qua ci sono 19 gradi. Il tonno soprattutto deve rimanere vicino allo 0, 0,1, 0,2 al massimo. Le temperature rilevate dagli ispettori sanitari di Milano sono lontane da quel 0,2 gradi ideali per la conservazione. Bisognerebbe riservare per il tonno uno scomparto dove garantite i 2 gradi. Ma dovremmo essere informati su questo problema, soprattutto quando acquistiamo tonno al banco del pesce e nei take-away. Senta, insomma però, lo dovrei mangiare tra un'oretta, va bene lo stesso se sto in giro per un'ora? Non ha problemi. Non ci sono problemi? Sì, per un'ora. L'istamina dà dei problemi abbastanza esplosivi, abbastanza drammatici.
perché determina rossore, determina proprio un fatto allergico, quindi sudorazione profusa fino allo svenimento. Quando un tonno crudo pizzica è un segnale, no? Esatto, è un segnale. Diciamo molto empirico, però era quello che, diciamo, i nostri